Apriamo questa prima puntata del 2023 negli studi della CNA. La scorsa settimana avevamo chiuso il ciclo del 2022 negli uffici di Confidi, il Consorzio di Garanzia Fidi di Confindustria, e con Francesco Porcu faremo un bilancio di quello che è stato il 2022, ma soprattutto cercheremo di scoprire se questo 2023 sarà così difficile, così come si dice. Ma il 2022 è stato un anno che ha vissuto soprattutto per i primi 6 mesi di un effetto di trascinamento molto forte, di un 2021 giocato con una crescita straordinaria di tutti gli indicatori. È vero che c'è stato anche un effetto rimbalzo rispetto all'anno precedente, segnato in maniera molto pesante dalla pandemia. E il 2022 si chiude in Sardegna, le stime che noi facciamo, intorno al 2,5%, che è una buona crescita anche considerata nei tempi, diciamo, ordinari. Molto hanno giocato gli interventi di sostegno della mano pubblica, sia a livello nazionale che regionale, e anche una capacità di resistenza molto forte del sistema delle piccole imprese isolane. Il 2023 si annuncia come un anno difficile, in una condizione che, se guardiamo alla prospettiva, sappiamo che sarà un anno lambito quasi da una recessione, comunque da un effetto di stagnazione. Molto poi siamo in una fase in cui è davvero difficile fare delle stime previsionali, dipenderà da cosa succede anche a livello geopolitico, la guerra in Ucraina, la capacità delle banche centrali di poter riportare sotto controllo il fenomeno inflattivo che ha un'influenza davvero significativa e molto forte poi sull'andamento dei processi economici. Voi avete chiuso l'anno 2022 con una lettera al Presidente della Regione e all'assessore al bilancio e alla programmazione Fasolino. Una lettera nella quale chiedete un intervento importante in 3 anni per abbattere i costi dell'energia che stanno mettendo in difficoltà, avete fatto anche il calcolo dettagliato, 700 aziende in Sardegna. Sì, il report a cui fa riferimento la nostra indagine ha riguardato un campione davvero molto rappresentativo, praticamente la totalità delle imprese che in Sardegna svolgono un'attività ad alto consumo di energia, e quindi sono circa 700 con un numero di addetti intorno alle 5.000 unità, e queste sono le imprese che ovviamente più a rischio, anche a rischio chiusura, e con una condizione in cui l'attività ovviamente viene ridotta, e questo produce anche delle contrazioni da un punto di vista occupazionale. Quando parliamo di aziende energivore, parliamo anche di aziende che operano nel settore dell'edilizia? Una gran parte, direi una parte significativa, un quinto, circa il 20% di queste, operano nel settore delle costruzioni, che, come dire, contribuisce in maniera significativa a un apporto dentro questa tipologia, diciamo, di attività. Noi ci siamo occupati ovviamente del tema energia, ci sono interventi, la manovra finanziaria nazionale destina a imprese e famiglie circa 21 miliardi di euro, ma noi pensiamo che la politica più virtuosa e quella più efficace sia quella di sostenere la promozione e quindi la produzione e l'autoconsumo di energia. Per questo lanciamo questa proposta, abbiamo censito in Sardegna le superfici utili dei capannoni industriali e artigianali, e quindi questa proposta dove noi diciamo evitiamo di usare il suolo come è stato fatto in altri periodi, evitiamo anche che ci siano dei fenomeni speculativi e che le forme di sostegno possano essere, come dire, diluite e si possano ovviamente avvantaggiare più soggetti. Questo intervento nel dettaglio è stato valutato in 72 milioni di euro da suddividere in 3 annate.
Sì, questo sarebbe il costo della mano pubblica, perché noi abbiamo censito i capannoni, valutato le superfici disponibili, la potenza installata, anche il dimensionamento di un impianto medio di circa 48 kWh. E quindi la nostra proposta, noi diciamo alla Regione, istituiamo un credito d'imposta del 50%, sosteniamo gli investimenti delle aziende che posizionano un impianto fotovoltaico sui tetti, e questo quindi consentirebbe ad ogni singola azienda aderente al progetto di poter abbattere i propri consumi del 22%. Daremo un contributo significativo alla produzione di fotovoltaico in Sardegna, che noi stimiamo nell'ordine del 7,5%, e i consumi anche a livello di manifatturiero ovviamente del 4,5%. Quindi sarebbe una misura virtuosa in grado di produrre effetti nel medio-lungo periodo, e per questo noi chiediamo che la Regione istituisca questo credito d'imposta postando 25 milioni di euro all'anno per i prossimi 3 anni, e sono i 72 milioni a cui lei faceva riferimento. Un discorso di questo tipo potrebbe far parte della progettualità legata al PNRR? Ma nel PNRR ci sono ovviamente delle dotazioni che operano all'interno del grande tema dell'efficientamento energetico, e quindi la Regione ha anche la possibilità ovviamente di modulare queste risorse insieme a quelle dei fondi strutturali. E non solo, e poi c'è la capacità ovviamente anche della Regione Sardegna con i propri fondi di poter eventualmente sostenere una misura come questa, che avrebbe il pregio di consentire alle imprese di produrre nel medio-lungo periodo un'energia autoprodotta. E questo ovviamente ha un effetto molto forte, perché aiuterebbe anche il sistema pian piano a quell'opera di dismissione delle fonti inquinanti e fossili di cui... potrebbe interessare, sulla base del vostro calcolo, circa 1500 imprese in Sardegna. Il piano riguarderebbe il 20% delle 7000 imprese che hanno disponibilità di queste superfici sui tetti dei capannoni, e quindi sarebbero 1500. Poi, se ovviamente la Regione dovesse raddoppiare le risorse, i tempi per, come dire, coprire una platea più ampia di imprese sarebbero più veloci e brevi. Però questo ci metterebbe in una traiettoria, diciamo, progressiva, che consentirebbe al sistema isolano di riuscire a costruirsi una condizione di indipendenza e di autonomia energetica. In un discorso di questo tipo potrebbero essere anche inserite le comunità energetiche? Assolutamente sì, è una delle cose di cui ci siamo occupati. La Regione ha già stanziato circa 7-8 milioni di euro, e quindi sappiamo negli incontri che abbiamo, nelle interlocuzioni avute con l'assessore Fasolino, che il governo regionale è intenzionato a supportare questa tendenza, consolidandola con delle dotazioni che nei prossimi anni possano aiutare il conseguimento di questi obiettivi. Parliamo di edilizia. C'è un passaggio importante: dall'inizio di questo 2023 il super bonus perde un 20%, si riduce al 90%, allo stesso tempo potranno utilizzarlo le unità familiari, quindi la villa singola, solamente se il reddito del proprietario non supererà nell'ISEE i 15.000 euro. E questo dovrebbe ridurre la domanda in maniera sostanziale. Sì, c'è una riconfigurazione dello strumento che inevitabilmente, con una riduzione ovviamente dell'intensità d'aiuto dal 110 al 90, e con una serie, diciamo, di limitazioni. Noi sapevamo che, come dire, mantenere una percentuale così alta di agevolazione è quasi incompatibile e quindi non è sostenibile da un punto di vista finanziario per i conti dello Stato. Però l'importante è dimensionare un intervento nei prossimi anni, come sosteniamo da tempo, anche con livelli di intensità di aiuto, ma semplificando lo strumento e soprattutto evitando di avere i problemi che ancora oggi registriamo e che riguardano la cessione dei crediti. La grande priorità e la criticità è rappresentata dal fatto che ancora troppe aziende, sono 50.000 in Italia,
e noi abbiamo stimato anche in Sardegna un volume di crediti che non riusciamo ancora a sbloccare, che vanno dai circa 300-350 milioni di euro, e quindi che mettono in grossissima difficoltà le imprese che hanno anticipato per conto dello Stato queste somme. Ma nella prospettiva dei prossimi anni servirebbe una misura che consenta quindi a imprese, a regime, a imprese e famiglie di poter programmare gli interventi, perché un aiuto anche del 60-70% è significativo, e noi abbiamo visto che questi strumenti funzionano bene anche con intensità di aiuto più bassa, come abbiamo avuto in tutti gli anni precedenti. La cosa che chiediamo alla Regione, abbiamo già chiesto, è che, venendo a mancare questa spinta davvero molto forte che ha agito nel corso soprattutto del 2021 ma anche del 2022, è stato il vero motore dell'edilizia, si affianchi e finalmente la Regione presenti questa legge di riordino, quella che noi impropriamente chiamiamo piano casa, che dovrebbe, come dire, servire a creare quella gamba che ci viene a mancare magari del super bonus in termini di volumi di lavori, con una buona legge che rimette in campo tutte le attività e fornisce un supporto ovviamente a imprese e famiglie per l'attività di riqualificazione e quindi di riuso del costruito. Comunque rimarrà nella storia che il 2022 che se n'è andato è stato l'anno migliore per quel che riguarda il settore dell'edilizia, anche come numero di ore lavorate, dal 2008. C'è stato un recupero significativo, siamo ai livelli più alti rispetto al 2008, in un trend che è andato via via crescendo e che si è consolidato in maniera significativa anche nell'anno in corso. Rispetto all'anno precedente abbiamo avuto un rimbalzo significativo, quest'anno abbiamo una crescita rispetto all'anno scorso nell'ordine del 20%, e quindi noi ci auguriamo che questo trend, anche se non con livelli di intensità di aiuto così alti, permanga anche nel corso del 2023, perché significherebbe dare all'economia e quindi un contributo significativo da un punto di vista occupazionale, e di questo ne abbiamo assolutamente bisogno. Due particolari che riguardano sempre il super bonus. Quando è stato 110%? C'è stata una forte emersione dal nero perché tutto doveva essere documentato e certificato, però c'è stato anche un aumento straordinario del costo delle materie prime. Beh, il fenomeno del caro prezzi è un fenomeno che ha una serie di ragioni di fondo, è andato consolidandosi ed è indubbio che anche la misura del super bonus abbia contribuito ad alimentare il caro prezzi, perché c'è stata una corsa nel momento in cui lo strumento è andato a regime. E adesso noi ci auguriamo che, a seguito anche degli interventi del governo e delle banche centrali, in maniera equilibrata, senza creare fenomeni recessivi molto forti, si riesca a contenere l'inflazione da un lato e a riportare anche le materie prime su volumi che siano ovviamente paragonabili a quelli di anni ordinari. Questo è un grande tema, abbiamo anche espresso delle preoccupazioni, perché tutte le opere che comunque col persistere del caro materie prime, materiali, tutte le opere che dovranno essere realizzate nel corso di questo 2023 sono state, come dire, progettate con un quadro economico che risaliva a periodi precedenti e con preziari che non sono quelli attuali. Quindi c'è un problema di integrazione delle risorse quest'anno, diversamente le opere e i cantieri rischiano ovviamente i cantieri di non aprirsi e le opere di non essere realizzate. Ultima nota e poi daremo la linea alla regia, che riguarda la sburocratizzazione che sta portando avanti il ministro Salvini. Cosa ne pensa? Ma intanto era il provvedimento molto atteso di riordino del sistema degli appalti. Il codice degli appalti è la legge di quadro che ovviamente sovraintende un po' a tutta l'attività.
Ci sono delle novità significative e importanti, ci sta muovendo nella direzione di provare a semplificare, quindi vengono tutte le linee guida che a suo tempo erano state, come dire, predisposte, c'è un intervento molto forte su questo versante e anche alcuni punti, diciamo, di criticità ma che noi ci auguriamo che nel corso del dibattito parlamentare, del confronto con le nostre organizzazioni nazionali vengano eliminati per poter avere una legge quadro efficace e in grado di sostenere questo sforzo eccezionale di realizzazione delle opere e delle infrastrutture che per i prossimi 4-5 anni impegneranno il nostro Paese e anche la nostra regione. Noi in Sardegna abbiamo circa dal quadro comunitario di sostegno al PNR e alla parte, diciamo, di riconversione delle risorse che lo Stato ha messo a disposizione, abbiamo una massa gigantesca di risorse che dobbiamo scaricare a terra in tempi molto stretti e il codice degli appalti serve proprio ad aiutare che si possa conseguire questo obiettivo.